Buongiorno da Rosolina Mare. Lunedì 29 luglio gli operatori del Luna Park di Rosolina hanno voluto offrire un momento di inclusione significativo per i ragazzi con disabilità, in particolar modo per gli ospiti di Borgo Vita della cooperativa Peter Pan Group di Taglio di Po. Con loro alcuni giovani che sono arrivati in Italia per le emergenze del momento e che aiutano i ragazzi disabili nelle loro azioni quotidiane. Assessore Salabioni, ci spieghi questo connubio e questo momento particolare qua a Rosolina Mare? Sono ragazzi fragili che sono arrivati con le emergenze del momento e che aiutano i ragazzi di Borgo Vita, i ragazzi disabili di Taglio di Po nelle loro azioni quotidiane. È un modo di integrare la disabilità con ragazzi che arrivano e che sono meno fortunati, insomma, di noi. Ecco, è stata una cosa voluta fortemente dall'amministrazione comunale, ma anche dagli operatori degli spettacoli viaggianti che sono fissi da giugno fino a settembre qua a Rosolina. Sì, è una cosa fatta in simbiosi, una proposta che ci è arrivata proprio dagli operatori degli spettacoli viaggianti che ho accolto e che abbiamo accolto con estremo piacere e abbiamo organizzato in volata come prima giornata. Questa è la prima di una giornata, di una serie di giornate, la seconda sarà dopo Ferragosto e poi mi auguro di poterla ripetere negli anni a venire perché credo sia un'esperienza veramente significativa, un'esperienza veramente di impatto per noi che la vediamo dall'esterno, ma soprattutto per loro che possono viverla. Mauro Casartelli con un paio di colleghi, spettacoli viaggianti qua a Rosolina Mare, avete voluto fortemente questa giornata. Sì, questa giornata che serve appunto a dei ragazzi che non hanno mai potuto fare queste esperienze e questa è la prima, adesso ci saranno delle altre, speriamo più sostanziose, e questa è l'apripista e tutti i colleghi sono disponibili per aprire le loro attrazioni e far divertire questi ragazzi. Qua c'è anche il ragazzo del Brucomela e tanti altri che poi ringrazieremo a fine giornata. Cercheremo sempre di migliorare. Da quanti anni è che segui qua a Rosolina Mare? Ma io sono quasi 20 anni che vengo qua, loro di più. 40? 38 dai, no 38 40. anni che siete qua. Sì. Ecco, Rosolina è proprio per definizione una spiaggia inclusiva. Sicuramente un valore aggiunto della spiaggia di Rosolina Mare, l'inclusività, è una spiaggia tutta inclusiva, tutti i litorali sono attrezzati per ospitare persone disabili, ma allo stesso tempo noi abbiamo puntato molto appunto sulla disabilità e anche sulla sicurezza. Come avete visto ci sono eventi sempre che riguardano la sicurezza e quindi inclusività e sicurezza è il nostro must. Federica e Jessica in rappresentanza di Borgo Vita, che esperienza è questa? Esperienza positiva per i ragazzi e una bella iniziativa e sicuramente da rifare. Complimenti. Complimenti, è stata organizzata proprio bene, i ragazzi sono contenti, si sono divertiti molto. Denis della premiata famiglia Bisi, voi siete posso dire giostraio, è un termine giusto? No, va bene, tanto è quello che ormai... Allora, anche tu come Casartelli hai voluto fortemente questa giornata. Che cosa ti dà questa giornata? Tanta soddisfazione, poi come anche hai visto mi piace proprio che si divertono, darci un giorno anche di spensieratezza, insomma, perché anche loro meritano proprio di divertirsi in sicurezza naturalmente e renderli felici. La cosa più bella è rendere felici. Hai fatto il tagadà, le reti, hai mangiato lo zucchero filato, la giostra aerei, la cavalli. Cosa ti è piaciuto di più? Niente, tutto! Che meraviglia! Andiamo in autoscolo.